No, I'm not a writer. Aspetta, perché ho un cane pericoloso sotto la tavola. Comunque, no, vabbè, a parte questo, vedi, nello screenshot quello che vedi è il mio computer, chiaro, sì. Però c'è il sito, cioè molti di tu non sanno che c'è anche il sito delle puntine del mondo, accidenti. E là trovi tutti i posti con le indicazioni GPS, ti apri la mappa su Google Maps, ci sono le foto, i video, la droga, tutto e di più. Coca cane pericoloso, giustamente. Abbiamo promesso, vero cane pericoloso. Guarda che cosa abbiamo messo qua. Temporaneo, volevo attaccarlo lì. È il porta straffanti di cane pericoloso. Andiamo cane, opla. Eccoci qui. No, Amy, vieni qui, guarda che bello, ciao, vieni qui, ferma lì, immobile, brava. No, guarda che bello che corre, che gioca, Giorno. Questa vuole giocare. Ah sì? Guarda che bello, ma se fai così lui scappa, Ti mollo un po'? Ah, per me sì. Vai, gioca col Fufi! Ciao Fufi! Tra le nuove trappole che abbiamo preso, il porta Scarface, guarda che bello, bianco, e questo qui va nel letto, guarda. Adesso è anche buio, devo accendere la luce che è là. Comunque guarda, la parte qua, così mi guardi il film, no? Adesso volevo vedere se posso, che bello, se posso installarmelo io o se mi serve il trapano dello zio, te capì? Quindi io dovrei però non giri a 360 gradi, forse questo no, neanche. A me non interessa che giri a 360 gradi, mi basta mettere di Scarface, c'è scritto che va per tutti i tablet,
bello ciuso, non lo perdi, no? Cioè, guarda che figata, in camera da letto così, è bellissimo, cavolo. È veramente bello. Sì, rinuncio al monitor da 24, volevo mettere, un casino, non ti muovi più. La puoi trombare, spacchi tutto, no. Andiamo a cavare, ecco. Andiamo a fare occhio. Che cacchio è la luce. Eccoci qua. Allora, che metto? Oh, qui. Con tutti i porta GoPro che ho. Ah cacchio, il tablet anche devo vedere com'è. Allora, Scarface. No, sei caduto, non hai neanche visto. Occhio. Ho detto, dopo ti rimetto giù perché devo operare. Allora, va qui, gli metto i segnetti e via. Ah, fantastico. Allora io sono qui nell'angolino, mi metto anche per dritto, no? E lui è là, yeah. Vediamoci un film. Fantastico, tua luce. Che figata, cazzo, quello che volevo. E dopo lì c'è la ciabatta, no? Guarda, tac, che ha le USB per il telefono, qua c'era il telefono qua dentro, no? Qua gli occhiali e qua altre 6... Sta buonti, sempre che te parli, stai su. E qua altre 6 220, no? Quindi se Scarface scarico per guardare il film lo posso attaccarli. Qua non mi piace sta roba qui, devo trovargli una specie di... ma neanche adesivo, non so neanche io cosa inventare. E credevi che io avevo tutti gli adattatori dell'acqua? No, oggi costruiamo il kit camera d'aria universale. Come funziona? Allora, ho preso 2 fascette in acciaio inossidabile, ho preso anche il cacciavitino a tenerli nella borsetta per stringerle e allargarle, e poi mi sono fatto regalare da un amico che ha un negozio di moto questo bellissimo copertone ultra resistente, questa camera d'aria, no, questo copertone. Quindi per cui noi adesso con la super forfe, super tagliente, forfe vuol dire forbice, tagliamo un pezzo di camera d'aria e anche mi terrei questo dopo. Fammi pensare e lo tirerei qui, lo terrei un po' abbondantino, ok? Proviamo. Questo perché è capitato che ci sono stati, vediamo, dopo bisognerebbe più o meno far così, farlo entrare, sì, non è proprio facile, però vabbè, in casi di emergenza, e poi lo stringe anche dall'altra parte, hai capito? Preparerei già i pezzettoni di scorta, basta 2, anche troppo, sì, dopo chiedi a un negozio di scooter di moto, te lo regalano. Eccola, e così abbiamo fatto il kit adattatore acqua estremamente zingaro, estremamente universale. Yeah. Quindi qualsiasi tipo di rubinetto qua gancio strano glielo infili dentro e qua te lo infili dentro al tuo piccio della gomma, non hai capito? Sì, ovviamente, ripeto, non è il massimo della praticità, è per i casi proprio di emergenza, hai capito? Proprio non trovi nessun posto che ha l'acqua, trovi quello che ha l'acqua ma non ha l'attacco, fai così e tac! Le foto sono datate 1998, molto prima che tu avessi questa idea. Ho bisogno di aiuto. Via da queste sponde. No, stiamo qua. Oh, Cortellazzo siamo, in riva al mare. Tu non vedi che è buio pesto, però panorama stupendo, luna piena che si specchia sul mare, stupendo. Sto aspettando un'amica che dovrebbe arrivare a momenti, ceniamo e andiamo a prenderci l'aperitivo in spiaggia. Fantastico, i miei ristoranti, i miei bar.